Antenore, più energia per il futuro. Amici, ben ritrovati, buon pomeriggio, buon sabato, siete ancora in nostra compagnia di ciclismoweb.net per vivere insieme a noi questa importante giornata per quanto riguarda il Giro del Veneto dedicato alla categoria Juniores. Oggi terza frazione,
da tutti ritenuta anche quella tecnicamente che potrebbe incidere in modo determinante sulla classifica generale. Ricordo che è una manifestazione che è iniziata giovedì, il giorno 27 luglio, ieri si è vissuta la seconda tappa, oggi la terza, domani la quarta, categoria juniores, ragazzi di 17-18 anni, la prima categoria internazionale della lunga filiera del movimento ciclistico. Oggi appunto una frazione molto interessante che parte dalla provincia di Padova, esattamente dalle terme famosissime di Abano e Montegrotto, per arrivare a San Vendemiano, località notissima agli appassionati di ciclismo, località che ospita manifestazioni di grande rilevanza, anche una manifestazione per la categoria juniores internazionale, Gran Premio Primavera, che si tiene nel mese di aprile, poi sempre nel mese di aprile un'importante manifestazione, gara internazionale dedicata alla categoria Under 23. Pertanto San Vendemiano si ripropone anche in questa occasione, quindi dalla provincia di Padova alla provincia di Treviso, transitando al comune di San Pietro di Feletto anche con i 3 Gran Premi della Montagna che sono in programma oggi, esattamente Santa Maria di Feletto, San Pietro di Feletto e ultima asperità il famosissimo muro di Ca del Poggio, che terminerà a soli 12 km, il Gran Premio della Montagna è posto a soli 12 km dal traguardo, 135 km e 600 metri, la distanza da percorrere. Io direi a questo punto di andare immediatamente a rivedere anche quanto è accaduto ieri, una sintesi della frazione di ieri conquistata da Edoardo Cipollini e le rispettive anche premiazioni che ieri per dei ritardi non dipendenti dalla nostra volontà non siamo stati in grado di farvi vedere. Quindi le premiazioni ufficiali e la vestizione delle varie maglie. Prego la regia di partire con il contributo. La seconda tappa del Giro del Veneto degli Juniores si ritrova per la partenza ad est. Siamo ai piedi dei Colli Euganei per una frazione che condurrà la carovana capitanata dalla SC Padovani sino al cuore di Vicenza. Infatti il traguardo sarà posto dopo 113 km nel centralissimo Viale Roma. Dopo la cronometra squadra iniziale che ha premiato la Work Service, che è sfrecciata ad oltre 50 km orari lungo i 6.100 metri che avevano partenza ed arrivo da Prato della Valle, ci saranno ora da affrontare i Colli Euganei e poi i Colli Berici. Primo Gran Premio della Montagna posto a Teolo, quindi si andrà ad affrontare i saliscendi che collegano Barbarano, Mossano e Villaga. Una tappa non impossibile dal punto di vista altimetrico, che però si accende subito con una bagarre incredibile. Dagli scatti che si susseguono nei primissimi chilometri di gara evade un drappello di ben 22 unità. Un gruppo che riesce a fare la differenza distanziando tutto il resto della corsa e che prosegue tutto sommato di comune accordo. All'interno di questo drappello di attaccanti sono presenti la maglia rossa polo della leader della classifica generale, vale a dire Edoardo Cipollini, e poi la maglia verde della classifica dei giovani indossata da Jacopo Sasso, e quindi la maglia beige della Cherry Bank, quella che va a contraddistinguere il miglior scalatore in gara, indossata da David Zanutta del team Tiepolo Udine. Con le nostre immagini siamo al passaggio al Gran Premio della Montagna di Barbarano, con il drappello dei fuggitivi che si allunga ma non si spezza. Si torna in pianura, ci si dirige verso Vicenza e i battistrada continuano a pedalare di comune accordo. Ormai il gruppo è naufragato ad oltre 3 minuti e quindi la lotta per il successo di tappa è ormai ristretta a questi 22 coraggiosi di giornata. Ma attenzione, perché tra questi corridori ci sono alcuni dei favoriti della vigilia e dei più attesi. Mentre arriva il rifornimento per Jacopo Sasso, vi segnaliamo i nomi di Mattia Negrente della Salistefen, quindi quello di Samuele Privitera del team Giorgi, Filippo
Filippo Turconi della Bustese, Michele Bicelli dell'Aspiratorio Telli e ancora Andrea Montaniere e Renato Favero della Borgo Molino Vigna Fiorita. Sono questi solo alcuni dei componenti del drappello dei 22 attaccanti che dopo una autentica girandola di scatti si ritrovano nuovamente compatti all'ultimo chilometro. In testa a questo gruppetto si pongono gli atleti della Work Service, come detto erano ben 4 i portacolori di patron Massimo Levorato presenti in questa azione e quindi saranno loro a pilotare le operazioni in vista di un arrivo a ranghi ristretti sì, ma comunque allo sprint. Si scende verso Campo Marzio, siamo già nel cuore di Vicenza, la città del Palladio che ha aperto le proprie braccia per accogliere il Giro del Veneto Juniores con l'epilogo di questa spettacolare seconda tappa. Vedete, la velocità è ormai altissima, il lavoro dei portacolori della Work Service è encomiabile, si viaggia ormai sul filo dei 60 km orari, siamo in vista dell'ultima curva e poi ci si metterà sul rettifilo d'arrivo. A Viale Roma c'è il pubblico delle grandi occasioni per accogliere questo sprint che andrà ad assegnare, oltre che la vittoria di tappa, anche dei secondi di Abuona. Ad avere la meglio nettamente è Edoardo Cipollini, il leader della classifica generale. Il portacolori della Work Service dunque fa doppietta e dopo il successo ottenuto nella cronometro squadre d'apertura si ripete anche sul traguardo di Vicenza, andando a cogliere così il suo primo successo stagionale personale e soprattutto andando a confermare la leadership in classifica generale. Una volata da rivedere al rallenti, quella di Edoardo Cipollini, nipote d'arte. E poi il momento delle premiazioni conclusive, ospite di giornata anche Filippo Pozzato ed è brindisi sul podio per Edoardo Cipollini e per i migliori 3 classificati. Edoardo Cipollini, 2 su 2, questa volta in volata. Sì, ieri abbiamo vinto la cronosquadre facendo una prova strepitosa. Oggi è stata una gara molto impegnativa, oltre dal punto di vista delle gambe ma anche dal punto di vista mentale, perché abbiamo passato sui 90 km in fuga, quindi è stata molto impegnativa. Poi vi erano diverse salite e a 5 km ero andato via con Favero, Privitera e qualche altro corridore e avevamo preso un po' di margine, ma a circa 2 km ci hanno ripreso. I miei compagni, eravamo in 3 mi sembra, si sono messi davanti e mi hanno tirato una volata che non potevo che vincere, perché è ripagarli di tutto il lavoro fatto e le ringrazio moltissimo. Abbiamo sentito le parole di ringraziamento di Edoardo Cipollini, veramente in grande forma, che ieri sul traguardo di Vicenza ha battuto Alessandro Cattani, Andrea Montagnier, Leonardo Meccia, Ludovico Mellano e Mattia Negrente in sesta posizione. Una classifica generale, ora prego anche la regia di mandare appunto in sovraimpressione, questa è la classifica generale con il blocco della Work Service che fa leva ancora sul successo ottenuto giovedì scorso sul traguardo della cronometro a squadre in Prato della Valle a Padova. Occupano le prime 4 posizioni della classifica generale Edoardo Cipollini a 10 secondi, i suoi compagni di squadra Meccia, Cavallaro e Sasso. A 13 abbiamo Montagnier della Borgo Molino Vigna Fiorita, a 17 Renato Favero sempre Borgo Molino Vigna Fiorita, dopodiché tutti gli altri con in 10ª posizione Samuele Privitera a 21 secondi. Come vi abbiamo detto, una giornata che oggi dovrebbe farci capire qualcosa di più a riguardo delle possibilità dei protagonisti di questa edizione del Giro del Veneto, con le sue asperità nel finale. Qui vediamo i 5 corridori che indossano le varie maglie di leader delle varie classifiche. Edoardo Cipollini chiaramente in maglia rossa della Work Service, Edoardo Cipollini è leader anche della classifica a punti, Pidani della Ukraine Cycling Academy è in testa alla speciale classifica del Gran Premio della Montagna, Leonardo Meccia sempre della Work Service
nella classifica dei traguardi volanti, e sempre Leonardo Meccia anche della classifica dei giovani, quindi della maglia verde. Grazie alla regia, direi a questo punto di andare immediatamente in cronaca diretta con le immagini che giungono dalla corsa, una tappa, quella di oggi, che misura 135 km, come già vi abbiamo raccontato, 135 km e 600 metri. C'è un terzetto all'attacco, un terzetto che già sta arrivando ormai, dovremmo già essere con la corsa in provincia di Treviso. Si è tenuto il primo dei 2 traguardi volanti a San Giorgio delle Pertiche dopo 34 km di gara, che ha visto il passaggio in prima posizione di Andrea Stefanelli, in seconda posizione Thomas Bolognesi e in terza posizione Christian Lunardon. Ora abbiamo questo attacco di 3 atleti appunto che sono riusciti a prendere il largo. Abbiamo il dorsale 77, il dorsale 91 e il dorsale 81. Sono questi i corridori che comandano la corsa. Con il dorsale 77 abbiamo esattamente Filippo Zanella dell'Industria Forniture Moro CEG Capital, con il dorsale 81 Riccardo Cicognani dell'Italia Nuovo Borgo Panigale, con il dorsale 91 Riccardo Bergamini della Nord-Est Villadose Angelo Gomme. Sono questi 3 atleti appunto che hanno preso il largo e che sono in vantaggio nei confronti del gruppo. Non abbiamo ancora l'aggiornamento sul appunto il vantaggio dei 3, che tra poco dovrebbe chiaramente essere di nostra conoscenza per potervi dare le informazioni più complete. Siamo ormai si è già superato il limite dei 50 km di gara. Pensate che la prima ora di corsa è stata percorsa a 46 km e mezzo di media, 46 e 500, quindi una tappa fin dall'inizio che ha preso il via dalla provincia di Padova, esattamente da Abano Terme, per la propria partenza ufficiosa da Montegrotto Terme, di fronte al municipio, per la partenza ufficiale. Fin dall'inizio combattutissima, con vari tentativi di fuga. Una formazione, quella della Work Service di Patron Levorato, che sta in queste prime 2 giornate monopolizzando i risultati, l'attenzione, i vertici delle varie classifiche con i propri atleti, con un Edoardo Cipollini che era stato il primo a transitare sul traguardo in Prato della Valle nella prima frazione cronometro a squadre, che è stata conquistata appunto dalla Work Service, e quindi ieri era partito con la maglia di leader, la maglia rossa di leader della classifica generale. Il successo di ieri, con il successo di ieri nella strepitosa volata sul traguardo di Vicenza, con quella vittoria ha consolidato questo primato, quindi conquistando anche i 10 secondi di abbuono che spettano al vincitore, e si è venuta a creare quella classifica generale di cui già vi abbiamo raccontato, con Meccia in seconda posizione, sempre Work Service, Alberto Cavallaro in terza, sempre Work Service, Jacopo Sasso, sempre Work Service, in quarta posizione, a 10 secondi di ritardo dal loro compagno di squadra che è in testa alla classifica generale. Attendiamo chiaramente informazioni dalla gara per potervi dare anche dal punto di vista temporale a che punto siamo di questa importante terza tappa di questa edizione del Giro del Veneto. Nel frattempo andiamo con altri aggiornamenti. C'è stato nel frattempo anche il passaggio al secondo traguardo volante, quindi abbiamo superato anche il 68esimo chilometro, era posto a Postioma, già in provincia di Treviso, ed è il traguardo che ha conquistato uno dei 3 corridori che è all'attacco, il dorsale 77, Zanella, davanti a Bergamin e a Cicognani, che avevano allungato proprio in vista del traguardo volante di Postioma. Ora siamo intorno al 75esimo chilometro di gara e i battistrada, i 3 atleti che vediamo inquadrato, viaggiano con circa una quarantina di secondi di vantaggio sul gruppo che immagino, non appena avremo anche qualche immagine dal gruppo, sarà condotto e controllato dalla formazione del capoclassifica, vale a dire la Work Service di Edoardo Cipollini.
Una tappa, come vi abbiamo già anticipato, che prevede nel finale la parte più complicata, la parte più difficile dal punto di vista altimetrico, una frazione che propone 523 metri di dislivello, mentre nel frattempo in alto sulla sinistra possiamo vedere, anche grazie alla nostra grafica, il vantaggio aggiornato. Sono 32 secondi per l'esattezza in questo momento il vantaggio dei 3 uomini al comando. Quindi i 3 Gran Premi della montagna in programma oggi. Al chilometro 101,700 ci sarà la salita che porterà ai 183 metri di Santa Maria di Feletto, poi si riscende per salire nuovamente a San Pietro di Feletto, 266 metri di altitudine. Ripida discesa è il solito circuito e percorso che viene coperto anche nella Internazionale di San Vendemiano, dove lo strappo di Ca del Poggio si percorre per più volte. Dopodiché appunto ripida discesa verso bivio di Corbanese, per poi iniziare a salire le dure rampe del muro di Ca del Poggio, dove immagino tantissima gente starà attendendo il passaggio della corsa. Chilometro 122,800, il Gran Premio della Montagna di Ca del Poggio, quindi poco più di 12 chilometri per arrivare poi, dopo la relativa discesa, sul traguardo, sul classico traguardo di San Vendemiano. Vedo le moto che sono al seguito dei 3 battistrada e anche la giuria che hanno superato il terzetto. Questo mi fa pensare, molto probabilmente toccherà anche alla nostra motoripresa tra poco di superare il terzetto che sta guidando la corsa. Questo mi fa pensare che ci sia il gruppo che si sta piano piano avvicinando. Le nostre siamo in grado di proporvi chiaramente questa produzione curata da ciclismoweb.net. Ecco, la telecamera proprio gestita dal nostro Andrea Finn ci fa vedere anche il recupero del gruppo che ormai sta riprendendo i 3 attaccanti. Moto 1 che vede proprio Andrea Finn alle riprese con Silvano Daros alla conduzione, Moto 2 con Sante Garlant alla conduzione e Roberto Casarin invece alle riprese. In regia qui in studio con me Manuel Canton e Fabio Simonetto, che si occupano chiaramente di gestire questa produzione dal punto di vista delle immagini, dell'audio e del coordinamento nei vari contributi che abbiamo a disposizione. Quindi tra poco assisteremo al ricongiungimento, quindi nulla di fatto, tutto è rimandato chiaramente agli impegnativi ultimi chilometri di gara, gli ultimi 40 chilometri, dove ci sono in rapida successione i 3 Gran Premi della montagna di cui vi ho parlato. Una manifestazione, questa organizzata dalla Società Ciclisti Padovani, che ha nel proprio direttivo e quindi nel presidente Galdino Peruzzo, coadiuvato dai 2 vicepresidenti Martino Scarso e Alberto Ongarato, l'anima di questa manifestazione che è alla sua prima edizione nella storia della nostra regione, che insomma ha radici profonde per quanto riguarda il ciclismo. Mai si era pensato di organizzare una corsa a tappe, il Giro del Veneto per la categoria juniores. Ci ha pensato la Ciclisti Padovani con questa manifestazione messa in campo in questa stagione 2023, manifestazione e gara che si svolge su 4 giornate. Siamo alla prima edizione, l'estate prossima chiaramente sarà in programma la seconda edizione, facendo leva anche sulla brillante esperienza che la Ciclisti Padovani sta facendo in questo 2023. Sono vicini il gruppo, l'avanguardia del gruppo è vicina, ma i 3 assolutamente non hanno nessuna intenzione di arrendersi. La nostra motoripresa è tornata alle loro spalle, quindi evidentemente c'è stato un rallentamento anche da parte del gruppo, che non vuole andare a raggiungere i 3 battistrada che, ricordiamo anche i loro nomi, sono all'attacco ormai da qualche chilometro. Abbiamo con il dorsale 77 Filippo Zanella delle Industrie Forniture Moro CEG Capital, con il dorsale 81 Riccardo Cicognani della Italia Nuova Borgo Panigale, con il dorsale 91 Riccardo Bergamini della Nord-Est Villa Dose Angelo Gomme. Lancia contributi e interviste. Allora,
noi abbiamo voluto portarvi, dopo la sintesi della giornata di ieri, già con le immagini in diretta. Ora siamo pronti anche per proporvi invece le immagini della partenza. Scusate questi salti da una fase all'altra, ma avevamo delle necessità per cui non potevamo proporvi le immagini della partenza fin da subito. Allora direi alla regia di andare con appunto queste immagini della partenza di Abano e anche con le relative interviste, perché abbiamo nelle interviste appunto da proporvi il sindaco di Abano Terme Barbirato, l'assessore allo sport Poz e uno dei due vicepresidenti della Ciclisti Padovani, vale a dire Martino Scarso. Prego la regia. Siamo con Federico Barbirato, primo cittadino di Abano Terme, oggi sede di tappa per la terza frazione del Giro del Veneto Juniores. Un grande evento che fa tappa nella sua città. Sì, è un altro evento di carattere sportivo che caratterizza Abano Terme e siamo molto contenti di ospitare questa tappa perché 22 squadre, quasi 200 atleti sono importanti anche per far conoscere il nostro territorio oltre che per la parte sportiva, quindi direi che il binomio sport-salute Abano Terme funziona, continuerà e queste manifestazioni contribuiscono a rafforzarlo. Devo ringraziare il presidente della Ciclisti Padovani, Galdino Peruzzo, che oltre che essere un bravo imprenditore è anche una persona lungimirante in tema di sport. Dopo le chiusure per il Covid-19, Abano ha saputo rialzarsi anche grazie ad eventi come questo. Sì, Abano si sta riprendendo molto velocemente, siamo quasi ai livelli record del 2019, quindi siamo molto soddisfatti di come questo territorio ha saputo riprendersi, anche lo sport ci ha aiutato in questo senso. Siamo con Francesco Pozza, assessore allo sport di Abano Terme. Tanti giovani questa mattina si sono ritrovati qui per la partenza del Giro del Veneto Juniores. Una gioia vederli. Sicuramente una gioia, una partenza spettacolare in un contesto unico, proprio nel centro della città di Abano Terme, la città termale d'eccellenza, e tante persone, tanti giovani, tanti ragazzi, quindi sicuramente una gioia organizzare qui oggi questo appuntamento. Lo sport è parte integrante della vita quotidiana di Abano Terme. Assolutamente, lo sport è un connubio perfetto anche per la promozione del nostro turismo. Abano è una città che accoglie diverse discipline sportive, tantissimi eventi, e oggi essere qui per la partenza del Giro del Veneto Juniores è sicuramente un'altra eccellenza che si aggiunge alle tante di Abano. Martino Scarso, vicepresidente della SC Padovani, società organizzatrice del Giro del Veneto Juniores. Siamo a metà percorso dell'edizione 2023. Come sta andando? Sta andando molto bene, oggi siamo alla terza tappa, abbiamo avuto una partenza con il Botto in Prato della Valle, uno scenario fantastico, è seguita la seconda tappa da Este a Vicenza, abbiamo attraversato i posti più belli tra i Colli Ugani e i Colli Iberici ed oggi partenza da Abano Terme, chilometro 0 a Montegrotto e arrivo a San Vendemiano. Negli ultimi 40 km avremo 3 GPM, Santa Maria di Felletto, San Pietro di Felletto e non ultimo per l'importanza, ma invece lo è per durezza, oggi si farà Cadel Poggio, da lì 10 km all'arrivo. Staremo a vedere, vincerà il migliore. Un primo atto in Prato della Valle che ha riscosso grande entusiasmo. Ieri una tappa spettacolare, oggi ancora il sole a baciare il Giro del Veneto. Un'altra giornata da seguire, insomma. Direi di sì, siamo anche baciati dalla fortuna dopo le intemperie dei giorni scorsi che hanno colpito il Veneto. Oggi sole, giornata molto calda, 90 km di pianura da non sottovalutare per poi affrontare le salite. Michele Bicelli, ieri nella fuga decisiva, oggi il terreno è adatto alle tue caratteristiche. Cosa ci dobbiamo attendere? Allora sì, la prima parte di gara la farò attento ai gruppetti, ovvero se ci sono uomini di classifica davanti, stare attenti a entrare. Dopo sul finale, bello nervoso, cercherò di andare dietro agli uomini di classifica o fare un'azione mia personale e mi aspetto un attacco sul Cadel Poggio decisivo e un arrivo in gruppetti separati di 2 o 3 corridori. Il tuo 2023 ti ha visto
già più volte protagonista. Dopo il Giro del Veneto cosa ti attenderà? Allora, settimana dopo il Giro del Veneto, una gara vicino a casa mia in provincia di Brescia e successivamente ho un'altra gara sempre in provincia, la Brescia Montecampione, a cui tengo molto e vedremo di fare bene, dai. E invece questo Giro del Veneto come lo hai trovato? Era una corsa a tappe che mancava. Sì, è organizzato molto bene e le gare sono belle, quindi... Per Alberto Meneghelli dell'SC Padovani la fuga di ieri è valsa il numero rosso, vale a dire il titolo di più combattivo della giornata. Un onore vestirlo. Ovviamente è un grande onore vestire questo numero che corona un po' i sacrifici fatti finora in stagione. Oggi si affrontano le colline del Prosecco, sarà battaglia anche oggi? Certo, si cercherà di onorare il numero e di arrivare preparati, ma quelle sono salite che non conosco come quelle di ieri, però le ho già affrontate in qualche gara. Filippo Turconi, uno dei più attesi al via di questo Giro del Veneto, ieri hai centrato la fuga giusta, una buona giornata. Sì, ieri siamo riusciti a portare via un bel gruppetto e siamo riusciti ad avvantaggiarci rispetto al gruppo. Poi vabbè, la volata siamo riusciti a fare secondi con Cattani, io sono arrivato 10° e oggi ci riproverò ancora. Oggi si va sulle colline del Prosecco, colline dolci per te perché ti ricordano il secondo posto di San Vendemiano. Si può tramutare quell'argento in oro? Sicuramente ci si proverà, sono dei begli strappi, soprattutto il muro del Ca del Poggio. L'ho già affrontato e spero di poter far bene. Senti, la classifica è ancora corta, ma c'è spazio per ribaltarla. Secondo te, come stai vedendo questa corsa, si potrà fare? Secondo me è ancora molto aperta, sia per la tappa di oggi ma anche per quella di domani, visto che ci sarà comunque fatica nelle gambe. Eccoci ritornati in studio, anche gli attesi protagonisti che sono stati intervistati da Andrea Finna stamane alla partenza da Abano Terme hanno segnalato chiaramente la particolarità di questa frazione che negli ultimi 40 km prevede dal punto di vista tecnico i momenti cruciali. Quindi prima di andarci a concentrare su questo finale di gara particolarmente atteso, prego la regia di mandare il contributo che riguarda la cartolina di Abano Terme. Abano Terme insieme a Montegrotto Terme costituisce il più importante comprensorio termale d'Europa e questa è la sede scelta dalla SC Padovani per la partenza della terza tappa del Giro del Veneto Juniores. I benefici terapeutici che si ricavano dalle acque termali, uniti all'organizzatissima struttura alberghiera che offre ospitalità a più di 250.000 turisti ogni anno, fanno di Abano Terme una delle località fangoterapeutiche e termali più frequentate del vecchio continente. Già conosciuta in epoca romana, Abano sorge all'interno del Parco regionale dei Colli Euganei. Anche per questo propone una varietà di percorsi ciclabili che la rendono una delle mete preferite dai cicloturisti. Già sede di arrivo del Giro d'Italia nel 1953, ospitò la Milano-Abano, tappa d'apertura della Corsa Rosa, a cui fecero seguito altri 2 arrivi nel 1954 e nel 1957. Abano Terme, il cui nome deriva da Aponus, il dio delle acque termali, gode anche di un altro primato, è anche il primo dei comuni italiani in ordine alfabetico.
Dopo questa interessante cartolina che ci ha descritto Abano e Montegrotto, quindi mi scuso con gli amici di Montegrotto, sono entrambe le importanti e famose località della nostra zona termale della provincia di Padova che sono state presentate, possiamo ritornare in corsa con le nostre immagini. Qui vi facciamo vedere sia la planimetria che l'altimetria di questa frazione che misura 135 km e 600 metri, con questo finale particolarmente tortuoso che, come avete sentito anche dai protagonisti intervistati alla partenza da Andrea Finn, particolarmente temuto e anche chiaramente rispettato, soprattutto dagli uomini che cercheranno di fare classifica generale per provare proprio oggi a mettere un sigillo, un'impronta. Chissà se sarà indelebile o meno, quello lo scopriremo domani nel corso della quarta e ultima frazione. Ci eravamo lasciati con un terzetto al comando, qui rientriamo in corsa con l'importante seguito appunto che è lì a lavorare per la sicurezza dei corridori, per il rispetto chiaramente delle norme e delle regole e anche per la gestione del traffico, perché insomma questa è una giornata prefestiva e c'è anche tanto traffico e tanto movimento sulle nostre strade. Qui vediamo un attacco che abbiamo colto proprio in diretta nel momento in cui è avvenuto da parte di un atleta del team Giorgi. Si tratta di Tommaso Quaglia che con bello stile sta cercando di avvantaggiarsi nei confronti del gruppo. Siamo già transitati ad Arcade, ci stiamo dirigendo, ci stiamo avvicinando a Ponte della Priola, poi Santa Lucia di Piave e a Parè si inizierà a salire verso il primo dei 3 Gran Premi della montagna di Santa Maria di Feletto, posto a 183 metri di altitudine. Poi diversi saliscendi, si salirà di nuovo a San Pietro di Feletto, 266 metri di altitudine, un po' la cima Coppi, come verrebbe da dire, insomma il punto più alto di questa frazione, e poi l'ultima asperità particolarmente temuta per le sue dure rampe, il muro di Ca del Poggio che presenta delle pendenze massime che arrivano al 19%, una salita che misura 1100 metri, un dislivello di 140 metri, una pendenza media, pensate, in doppia cifra, abbondante doppia cifra, del 12,3% e appunto una punta massima del 19%. Abbiamo la testa della corsa, sempre con l'alfiere e l'atleta del team Giorgi. Si tratta, ribadisco, di Tommaso Quaglia che avrebbe preferito, credo, immagino, essere accompagnato da qualche altro atleta coraggioso quanto lui per cercare di avere maggiori possibilità di prendere il largo. Non appena avremo la possibilità di inquadrare anche il gruppo, vi aggiorneremo anche su come sta reagendo appunto il gruppo a questi tentativi di attacchi, gruppo che e varie formazioni che stanno cercando di mettere in sicurezza i propri capitani, i loro uomini di punta, per prepararli al meglio, per fargli spendere meno energie possibili ed essere pronti al meglio alla battaglia che certamente si scatenerà negli ultimi 40 km, dove sono concentrate le asperità più dure, anzi le uniche asperità di questa frazione. Ecco, vediamo ora la situazione con Moto 1 e Moto 2. Sulla sinistra Moto 1 che ci inquadra, continua ad inquadrarci di spalle Tommaso Quaglia del team Giorgi, sulla destra invece il gruppo che sta viaggiando con un ritardo, ci viene segnalato sempre in grafica, di, come potete vedere, di 12 secondi per Tommaso Quaglia. Tutti gli altri sono stati ripresi e la corsa sta arrivando, ha transitato poco fa nell'abitato di Santa Lucia di Piave, quindi ci troviamo esattamente intorno al 95esimo chilometro di gara. Tra poco più di 3 chilometri inizierà la prima salita verso Santa Maria di Feletto, quindi ci stiamo avvicinando con ritmo molto deciso. Pensate, la prima ora corsa a oltre 46 di media, 46,500 per l'esattezza,
e con corridori che non si sono assolutamente risparmiati, e ci stiamo avvicinando appunto alle prime asperità. Ci sono stati 2 traguardi volanti, come già vi ho anticipato in precedenza, con il primo traguardo volante a San Giorgio delle Perti che ha visto in prima posizione Stefanelli, in seconda Bolognesi, in terza Lunardone. Il secondo traguardo volante invece che si è tenuto a Postioma, che ha visto in prima posizione Zanella, in seconda Bergamin, in terza Cicognani. Sono importanti questi traguardi volanti prima di tutto perché c'è una speciale classifica, quindi la maglia arancione che premia colui che praticamente si rende protagonista in questi traguardi, e poi attenzione perché assegnano anche dei secondi di abbuono, esattamente 3, 2 e 1 ai primi 3 classificati. C'è una classifica ancora abbastanza corta, anche se i 22 atleti che ieri sono arrivati nel gruppo di testa chiaramente hanno posto, non dico un'ipoteca definitiva, ma insomma un'importante traccia, un importante condizionamento anche nella classifica generale, quindi capiremo se questi secondi di abbuono lungo il percorso al termine di questa manifestazione potranno incidere sul risultato finale o meno. Nel frattempo il coraggioso Tommaso Quaglio del Team Giorgi sta aumentando il proprio vantaggio nei confronti di un altro atleta che con coraggio è uscito dal gruppo, tutto solo per portarsi all'inseguimento di Tommaso Quaglia, che continuiamo a vedere inquadrato e che pedala con un vantaggio in questo momento, come ci viene segnalato dalla grafica, di 19 secondi. Ecco, ribadisco, ci stiamo avvicinando alla parte più interessante di questa frazione, che finora è vissuta su un lunghissimo tratto in pianura, dopo la partenza da Abano, il passaggio a Selvazzano, a Ponterotto, a Limina, San Giorgio delle Pertiche, Campo San Piero, Loreggia, Vedelago, Postioma, per poi passare ad Arcade, Santa Lucia di Piave e poi, come vi abbiamo detto, la parte finale con i 3 Gran Premi della montagna che sono posti nel comune di Feletto, esattamente a Santa Maria di Feletto, a San Pietro di Feletto e al Muro di Cal del Poggio. Quindi un finale particolarmente interessante, particolarmente temuto, particolarmente atteso anche dagli appassionati che stanno seguendo questa importante manifestazione, che è alla sua prima edizione, molto molto ben organizzata dalla Ciclisti Padovani di patron Galdino Peruzzo. Domani andrà in scena la quarta e ultima frazione, una frazione che si correrà, si svilupperà nella provincia di Padova, con partenza proprio da Padova, una frazione che misurerà poco meno di 100 km, esattamente 95,600. Partenza da Padova e arrivo a Selve di Teolo dove ha sede la ditta Polo, che è presieduta da appunto Galdino Peruzzo, il presidente della Ciclisti Padovani, e ditta Polo che è anche il maggiore sponsor appunto della storica società della Ciclisti Padovani, una società con oltre 100 anni di storia, una società che ha dato lustro, che ha dato gloria al ciclismo e allo sport italiano, con tanti atleti che hanno vestito la maglia bianco-verde appunto della Ciclisti Padovani, che hanno conquistato medaglie olimpiche e mondiali. Allora, all'inseguimento di Tommaso Quaglia abbiamo in questo momento l'aggiornamento, abbiamo con il dorsale 143 Alessio Faccani del team General System AVC. Lo vedete, l'atleta sulla destra che sta cercando di riportarsi su Tommaso Quaglia, che invece sta conducendo appunto la corsa. Ora alza il braccio sinistro Alessio Faccani, dorsale 143, evidentemente qualche problema o chiede l'intervento della sua ammiraglia. Non è possibile però per l'ammiraglia
arrivare dovrà farsi assistere dall'assistenza generale, le auto al seguito dell'organizzazione, perché non ci sono i distacchi sufficienti perché la direzione di corsa possa far passare appunto le ammiraglie. L'ultimo aggiornamento vede, ecco è arrivata l'ammiraglia di assistenza che è al seguito della gara, non della società appunto di Faccani, di Alessio Faccani, perché non ci sono i distacchi sufficienti per far passare chiaramente le ammiraglie delle varie formazioni. È di circa una quindicina di secondi la differenza tra Tommaso Quaglia e Faccani, e Alessio Faccani, che sono i due uomini che stanno conducendo la gara, e il vantaggio nei confronti del gruppo del battistrada nell'ultimo aggiornamento ci viene riferito essere di 45 secondi. Quindi è riuscito con questa bella azione solitaria Tommaso Quaglia a prendere un discreto margine di vantaggio che, mi permetto di dire, potrebbe non essere assolutamente sufficiente per un corridore solo, considerate le asperità che tra poco inizierà ad affrontare, perché siamo in vista ormai dell'inizio del primo Gran Premio della Montagna, che porta la corsa a Santa Maria di Feletto, però ci potrebbe essere per lui chiaramente la soddisfazione di transitare in testa al Gran Premio della Montagna e aggiudicarsi i relativi punti, perché c'è una speciale classifica che premia, come in tutte le corse a tappe, colui che conquista il maggior numero di punti nei vari Gran Premi della Montagna. Tra l'altro maglia che è sponsorizzata da Cherry Bank, questa nuova realtà finanziaria che proprio a Padova è nata e che si sta facendo conoscere. È un modo per farsi conoscere, per stare vicino al territorio e per aiutare l'attività sportiva giovanile. È proprio questa, una delle possibilità è proprio questa, ovvero di partecipare come partnership alla sponsorizzazione di questa speciale classifica appunto del Gran Premio della Montagna, che è una delle classifiche dopo quella generale certamente più ambite in ogni corsa a tappe che si rispetti. Sono ben 5 le classifiche, la maglia rossa di leader della classifica generale, sponsorizzata da Polo SPA, che è vestita da Edoardo Cipollini, la maglia beige di Cherry Bank che premia il vincitore, che è vestita da colui che è in testa alla classifica dei Gran Premi della Montagna, la maglia viola a punti, sponsorizzata da Giordana, la maglia arancione dei traguardi volanti, sponsorizzata da Antenor Energia, e la maglia verde dedicata ai giovani, ovvero a quegli atleti in questa categoria che hanno 17 anni, che sono nel primo anno nella categoria juniores, categoria che è riservata, lo ricordiamo ancora una volta, ad atleti di 17 e 18 anni. Maglia verde sponsorizzata dal maglificio FDB. C'è un contrattacco alle spalle dei due uomini dell'Aspiratorio Telli che stanno prendendo il largo quando la strada inizia a salire, e questa è una bella notizia per i due attaccanti invece, perché c'è il ricongiungimento tra Quaglia e Faccani, che ora avranno la possibilità, mancano 40 km al traguardo, hanno iniziato a salire verso il Gran Premio della Montagna di Santa Maria di Feletto e vedete che sono arrivati. Nel frattempo la coppia dell'Aspiratorio Telli, cioè uno dei due che si è sacrificato per consentire al dorsale numero 32 Michele Vicelli di portarsi sulla coppia di testa, quindi si forma questo terzetto con Vicelli che ha sfruttato e ha utilizzato il gran lavoro del compagno di squadra, che lo ha riportato praticamente in testa alla corsa sulla coppia di testa, e ora si è messo immediatamente davanti a fare l'andatura. Sulla destra vediamo il gruppo, dove per ora si procede senza particolari accelerazioni. In questo momento c'è qualche atleta che prende decisamente in mano la situazione, un altro alfiere dell'Aspiratorio Telli con il dorsale 37, si tratta di Giuseppe Smecca, che è lui il protagonista del primo allungo, che dà il là a dei controallunghi che si stanno in questo momento verificando e che consentono chiaramente queste accelerazioni di riportarsi sulla testa della corsa. Quindi abbiamo una situazione di gruppo compatto quando stiamo arrivando. Torniamo in studio e ne approfittiamo anche per
prima di queste fasi salienti per mandare, direi, a questo punto il primo dei blocchi pubblicitari che abbiamo a disposizione e che chiedo alla regia di mandare in onda. Non andate via, ci risentiamo tra poco. Bene, ritorniamo in corsa quando si sta appunto la corsa accendendo, perché ci siamo ormai entrati negli ultimi 40 km, siamo ormai entrati nel tratto più complicato dal punto di vista altimetrico. La corsa sta salendo verso il primo Gran Premio della montagna di Santa Maria di Feletto, con una situazione di gruppo compatto dopo che ci sono stati vari attacchi, dopo che c'è stato questo tentativo di quaglia, di Faccani, che sono stati raggiunti poi da il dorsale numero 32 Michele Bicelli. Ora si è formato questo quintetto in testa alla corsa. Qui siamo nelle retrovie, ovvero con atleti che stanno faticando a tenere l'altissimo ritmo da parte del gruppo, che stanno tenendo in testa alla corsa. Vedete sulla sinistra la testa della corsa, sulla destra vedete non il gruppo all'inseguimento ma le retrovie del gruppo, quindi non abbiamo, in questo caso fatichiamo a capire quale sia il reale vantaggio dei 5 uomini che stanno guidando la gara. Tra poco vi daremo anche i loro dorsali e i loro numeri. È l'occasione questa anche per poter salutare Francesca Mannori, l'avete vista che usciva dal tettuccio dell'auto che la sta trasportando e che gli sta consentendo chiaramente di gestire dal punto di vista, lei che è presidente del collegio di giuria, di gestire la manifestazione. Francesca Mannori, che è coadiuvata dai colleghi Nicola Borghi, Giuseppe Simeone, Alessia Fantoni, giudice d'arrivo, 3 giudici in moto, Vincenzo Baglieri, Remo Colalongo e Nicola Orazio. Quindi abbiamo citato e salutiamo e auguriamo buon lavoro anche al collegio di giuria presieduto da Francesca Mannori. Altri corridori sono sopraggiunti in testa alla corsa, si sta formando questo drappello abbastanza nutrito. Mi sembra che siano in 7 gli atleti che fanno parte della testa della corsa. Ho intravisto con il dorsale 172 della Work Service Alberto Cavallaro, che essendo tra l'altro compagno di squadra del leader della classifica generale, lui non collabora, quindi rimane giustamente sulle ruote. Vedete sulla sinistra che lascia lo spazio per chi vuole entrare, appunto per non partecipare all'alimentazione di questo tentativo di fuga. Sulla destra invece vedete il gruppo che nel frattempo ha rallentato la propria marcia, quindi c'è una fase di indecisione che consente ai 7 attaccanti probabilmente di allungare e di prendere un certo vantaggio. Ora ci sono altri scatti in testa al gruppo, lo vedete, il gruppo è quello nell'immagine, nel riquadro a destra. Sulla sinistra invece vedete i 7 uomini al comando, ora ne vedo però solo 5, eccoli qua, gli altri 2 che si erano leggermente sfilati. Tra poco riusciremo a darvi anche i loro numeri. Intanto dorsale 183 e 165, con il 183 si tratta di Alan Flocco della Gottardo Giochi Caneva e con il 165 invece Francesco Vecchiuti del team Tiepolo Udine, 2 formazioni friulane che si stanno riportando sugli altri 5. Vediamo se riusciamo ad avere anche i loro dorsali. Sembrano avere qualche difficoltà proprio a seguire
a seguire il ritmo degli altri, dorsale appunto 183 Alan Flocco e il 165 Francesco Vecchiuti, perché gli altri 5 gli stanno letteralmente scappando. Ora vediamo se riusciranno a rientrare. Siamo già nel tratto in discesa, tra poco saremo in grado di darvi anche il nominativo di colui che è transitato per primo al Gran Premio della montagna. Allora, sono in 7 i corridori che sono usciti, vi diamo anche i loro dorsali e i loro nomi. Abbiamo Giovanni Zanussi della Padovani con il dorsale 7, con il dorsale 37 Giuseppe Smecca dell'Aspiratorio Telli, con i dorsali 171 e 172 abbiamo Thomas Bolognesi e Alberto Cavallaro della World Service, con il dorsale numero 15 abbiamo Andriy Pidani della Ukraine Cycling Academy, con il dorsale numero 82 abbiamo Pietro D'Apporto dell'Italia Nuova Borgo Panigale, con il dorsale 153 abbiamo Angelo Monister del Team Giorgi e con il dorsale 203 abbiamo invece Luca Fraticelli della Sidermec Vitali. Sono questi i 7 uomini al comando, alle loro spalle un corridore in solitaria che ora in questo momento viene raggiunto anche da altri atleti, il dorsale 154 Samuele Privitera, con il dorsale 113, che è lui che è impegnato in questo momento, Alessandro Dante della Polisportiva Cantù. Vedete che la corsa si è decisamente infiammata nel momento in cui si è entrati negli ultimi 40 km, ovvero la parte più interessante dal punto di vista tecnico, come vi abbiamo raccontato fin dall'inizio di questa telecronaca, quella parte del percorso, gli ultimi 40 km, senza considerare gli ultimi 12 abbondanti che sono di discesa di pianura dopo essere transitati nell'ultimo Gran Premio della Montagna, quindi in 28 km abbiamo concentrati ben 3 Gran Premi della Montagna, Santa Maria di Feletto, San Pietro di Feletto che sarà la prossima asperità e poi il durissimo tratto di Ca del Poggio che sarà l'ultima asperità di giornata che i corridori dovranno superare prima di giungere al traguardo di San Mendemiano. Ci sono già diversi corridori in difficoltà che hanno perduto contatto nei confronti del gruppo principale durante la salita verso Santa Maria di Feletto. Ora un altro contrattaccante che prova tutto solo a rientrare nel gruppo di 7 che sta conducendo la corsa. Si tratta del portacolori della Polisportiva Monsumannese Damiano Petri, e qui vi facciamo rivedere anche il tratto finale, lo vedete sulla destra, nell'immagine di destra che rispecchia l'altimetria della giornata. Il tratto finale, siamo ormai in vista del secondo Gran Premio della Montagna. Davanti c'è un discreto accordo, ma non quell'accordo che sarebbe necessario ci fosse per cercare di prendere con maggiore decisione il largo. Vedete che ci sono alcuni atleti che non collaborano, evidentemente hanno ricevuto ordini di non farlo. C'è stato, nel frattempo sono diventati 9 i corridori in testa alla corsa, perché ci sono anche altri atleti che sono riusciti a rientrare, perché ne ho contati 9. Luca Fraticelli della Sidermec Vitali è in ultima posizione di questo gruppettino che sta guidando la corsa. 20 secondi il loro vantaggio, 20 secondi il loro vantaggio su Damiano Petri, dorsale 104 della Polisportiva Monsumannese, che sta cercando tutto solo di riportarsi sui 9 uomini al comando. Non è facile questa operazione perché insomma, un atleta solo chiaramente è sfavorito nei confronti di un gruppettino dove non stiamo vedendo quella necessaria collaborazione che dovrebbe esserci. Ora forse in questa fase si è trovato una maggiore intesa per provare chiaramente a prendere il largo in modo più importante e che possa garantire di poter affrontare con una maggiore tranquillità le asperità che attendono i corridori tra poco. Ci stiamo
avvicinando e avviando verso il secondo Gran Premio della Montagna. Gran Premio della Montagna di San Pietro di Feletto. Si transiterà nuovamente da Santa Maria di Feletto, quindi si ripercorrerà la salita che hanno percorso in precedenza, però poi invece di scendere immediatamente si continuerà verso il Gran Premio della Montagna di San Pietro di Feletto a 266 metri di altitudine. Sembra aumentare il vantaggio dei 9. Scusate, io ho contato 9 atleti nel gruppetto di testa, però Radio Informazioni mi danno 8 nomi. Vediamo se riusciamo con, magari risalendo, sì, sono 9, quindi degli 8 nomi e numeri che vi abbiamo dato bisogna aggiungere un nono elemento. Vediamo se Radio Informazioni ci viene in soccorso, perché questo gruppetto che sta guidando la corsa è formato da 9 atleti e non 8. Sta ritornando verso Santa Maria di Feletto per poi, come vi ho detto, continuare a salire verso il Gran Premio della Montagna di San Pietro di Feletto. Giornata oggi dal punto di vista climatico piacevole, temperatura intorno ai 27-28 gradi, quindi temperatura ideale per questa scampagnata, tra virgolette, in bicicletta tra le colline del Prosecco. Abbiamo visto con il dorsale 161 e 165 del team Tiepolo Udine, 161 Tommaso Cafueri, 165 Francesco Vecchiuti, sono tra l'altro particolarmente determinati anche nel tenere alta l'andatura. La formazione del team Tiepolo Udine, che è stata terza nella tappa inaugurale, la cronometro a squadre di giovedì scorso, che si è corsa a Padova con partenza e arrivo in Prato della Valle, che abbiamo sempre il coraggioso Damiano Petri della Polisportiva Monsumannese, che cerca di gestire il proprio sforzo perché capisce le difficoltà nel rientrare davanti e allo stesso tempo non vuole bruciare tutte le energie che gli sono rimaste a disposizione, consapevole che il gruppo potrebbe arrivare da un momento all'altro. Svolta a sinistra, si ritorna in testa alla corsa con Ammiraglia al seguito che superano il drappello di testa. Allora, proviamo a fare un po' di ordine. Pietro D'Apporto con il dorsale 82, con il dorsale 37 Giuseppe Smecca, tra poco cercheremo di darvi con il dorsale 161 Tommaso Cafueri, con il dorsale 165 Vecchiuti, Francesco Vecchiuti, con il dorsale 172 Alberto Cavallaro, con il dorsale 15 abbiamo il leader della classifica del Gran Premio della Montagna, l'ucraino Andriy Pignai, particolarmente attivi Vecchiuti e Smecca quando la strada sale. Vedete Smecca con questo stile un po' curioso, tutto in avanti quando pedala in salita. Ormai poche speranze di rientrare per Damiano Petri, che lo vedete sulla destra, da solo all'inseguimento dei 9 al comando. Aggiungiamo anche il 183 Alan Flocco e sono 7, ci mancano 2 numeri,
mancano 30 km al traguardo, quindi 18 km ancora di su e giù per arrivare al prossimo Gran Premio della Montagna di San Pietro di Feletto, discesa, e poi quello successivo temutissimo di Ca del Poggio, e poi gli ultimi 12 km abbondanti per raggiungere il traguardo di San Vendemiano. Attendiamo di potervi dare la lista completa dei 9 atleti che fanno parte della testa della corsa. Anche Luca Fraticelli della Sidermec Vitali con il dorsale 203. Ci manca pertanto un solo elemento prima di darvi la lista completa del gruppo di 9 attaccanti che sta guidando la corsa con una discreta determinazione. In questo tratto abbiamo qualche problema con la prima moto, invece la seconda moto ci consente, la moto ripresa 2, ci consente di vedere ciò che sta accadendo in testa al gruppo, dove la Borgomolino Vigna Fiorita ha preso decisamente in mano la situazione per assumerci la responsabilità di andare a ricucire sui 9 corridori al comando. La grafica ci segnala che i secondi di vantaggio del gruppetto di testa nei confronti del gruppo condotto dagli uomini della Borgomolino Vigna Fiorita è di 35 secondi. Quindi un discreto vantaggio, assolutamente una situazione non banale e da non sottovalutare, alla quale gli uomini della Borgomolino Vigna Fiorita stanno cercando di porre rimedio. In ultima posizione ora l'atleta ucraino con il dorsale numero 15 Andriy Pidaini, che è leader tra l'altro del Gran Premio della Montagna. Vedete che veste la maglia di leader, la maglia beige sponsorizzata da Cherry Bank. Ora con il dorsale 161 Tommaso Cafueri, che sta facendo l'andatura, con il dorsale 82 Pietro D'Apporto, che lo rileva in testa al gruppo. Eccolo qua, riuscito a cogliere anche il nono elemento. Si tratta di Angelo Monister del Team Giorgi. Quindi vediamo, mentre il loro vantaggio, il vantaggio dei 9 uomini al comando è salito a 44 secondi, vediamo la composizione completa, direte finalmente. Allora, della Ukraine Cycling Academy con il dorsale 15 e leader della classifica del Gran Premio della Montagna Andriy Pidaini, con il dorsale 37 dell'Aspiratore Otelli Giuseppe Smecca, con il dorsale 82 dell'Italia Nuova Borgo Panigale Pietro D'Apporto, con il dorsale 153 del Team Giorgi Angelo Monister. Poi abbiamo la coppia del Team Tiepolo Udine, dorsale 161 Tommaso Cafueri, dorsale 165 Francesco Vecchiuti. Della Work Service abbiamo con il dorsale 172 Alberto Cavallaro. Della Gottardo Giochi Caneva, dorsale 183, Alan Flocco. Della Sidermec Vitali, dorsale 203, Luca Fraticelli. Questa è la composizione del gruppo di 9 corridori che stanno guidando la corsa. E che stanno pedalando con un vantaggio di 40 secondi nei confronti del gruppo, che fino a poco fa era condotto dagli uomini della Borgomolino Vigna Fiorita. Si stanno formando, lo vediamo, i vari blocchi delle squadre. Sarà interessante capire anche quale sarà l'atteggiamento della formazione del capoclassifica di Edoardo Cepollini, che però è stato bravo. La formazione è stata intelligente, la formazione guidata da Fabio Camerin, di riuscire a inserire in questo drappello di testa Alberto Cavallaro che occupa la terza posizione in classifica generale a 10 secondi dal leader della classifica generale, il compagno di squadra Edoardo Cipollini. Quindi è
allo stesso tempo un elemento che davanti può far leva sul fatto di essere compagno di squadra del leader della classifica generale e quindi collaborare il giusto, potendo un po' meno di quello che potrebbe fare. Infatti l'abbiamo visto all'inizio, completamente passivo, ora ogni tanto passa davanti a dare il proprio turno. E dall'altro consentendo chiaramente ai propri compagni di squadra di non doversi dannare l'anima dietro, quindi la responsabilità è sulle spalle di altre formazioni e soprattutto nella formazione della Borgo Molino Vigna Fiorita, che occupa la quinta e la sesta posizione in classifica generale alle spalle dei 4 della World Service, la quinta posizione con Andrea Montagnier, ieri terzo sul traguardo di Vicenza, che è quinto appunto a 13 secondi di ritardo da Edoardo Cipollini, e in sesta posizione abbiamo Renato Favero che ha un ritardo di 17 secondi. Sarà interessante capire anche l'atteggiamento della Bustese Olonia, la formazione che ha in Alessandro Cattani uno dei suoi uomini di punta, settimo in classifica generale, ma può far leva anche su altri elementi particolarmente interessanti, Filippo Turconi su tutti, Riccardo Archetti. Segnaliamo la presenza anche con il dorsale numero 62 di Santiago Basso, figlio d'arte, Ivan Basso, il papà, uno dei manager della formazione professionistica Professional Eulo Cometa, nonché vincitore di 2 Giri d'Italia, di 2 edizioni del Giro d'Italia per professionisti, ex campione del mondo, tra l'altro Ivan anche tra i dilettanti, quindi sarà interessante capire quando la strada inizierà nuovamente a salire, soprattutto il tratto di Cadelpoggio sarà particolarmente interessante perché ci svelerà quale sia la reale condizione di coloro che ambiscono a conquistare il successo in questa prima edizione del Giro del Veneto dedicato alla categoria juniores. Ormai ci siamo, ancora poche pedalate e poi dovrebbe riuscire a ora vi diamo qualche altro aggiornamento che è un aggiornamento sugli uomini al comando che già vi abbiamo appunto citato, quindi vengono confermati 9 uomini al comando, il loro vantaggio in questo momento, Radio Informazioni ci comunica, essere di 44 secondi. Ecco, questa fase dove c'è un po' di rilassamento non è certamente l'ideale, ma capisco, c'è la necessità anche di provare a recuperare un po' di energie prima di andare ad affrontare le durissime rampe di Cadelpoggio. Vedete che è letteralmente saltata l'armonia tra i 9 uomini al comando, non c'è quella necessaria determinazione che renderebbe questo tentativo anche difficile da controllare da parte del gruppo. Vedete che la strada sta leggermente salendo, sta anche affiorando la naturale fatica dopo una frazione condotta ad altissima velocità, mentre siamo a 25 km dal traguardo, quindi siamo a circa 12 km, 11 km dall'inizio della salita che porterà al Gran Premio della Montagna di Cadelpoggio. Una frazione, vi dicevo, partita da Abano Terme e che ha visto fin dall'inizio tanti tentativi di fuga, che ha contribuito ad alzare in modo importante la media oraria. La prima ora di corsa è stata coperta ad oltre 46 di media. Tra poco avremo il dato anche sulla seconda ora di corsa e quindi potremo aggiornarvi anche sulla media oraria della seconda ora. Mentre continua il tentativo dei 9 uomini al comando che aumentano in modo importante, attenzione, in modo veramente importante il loro vantaggio. 1 minuto e 05 in questo momento. Ci viene in soccorso la grafica, la vedete in alto sulla sinistra, molto chiara, molto semplice, ma allo stesso tempo molto evidente. 24 km al traguardo, 1 minuto e 05 il vantaggio nei confronti del gruppo.
quindi questo tentativo sta assumendo proporzioni interessanti, davvero interessanti. Borgo Molino Vigna Fiorita, importante società, squadra che non è riuscita ad inserire nessun elemento in questa fuga, lo stesso dicasi per la bustese Olonia, guidata da Marco Della Vedova. Due delle formazioni più attese, non c'è nessun componente nemmeno della società organizzatrice, ovvero della Società Ciclisti Padovani, che è lì nelle prime posizioni, lo vediamo sulla destra, con due propri portacolori. Work Service che può dormire sonni tranquilli, perché Edoardo Cipollini, è vero, è in gruppo il leader della classifica generale, però davanti, come abbiamo ricordato, sono stati bravi, intelligenti ad inserire uno dei 4 uomini che occupa le prime posizioni della classifica generale, perché lo ribadiamo, le prime 4 posizioni della generale sono tutte occupate da atleti della Work Service: Edoardo Cipollini, Leonardo Meccia, Alberto Cavallaro, Jacopo Sasso. Il secondo, il terzo e il quarto che sono a 10 secondi di ritardo. La differenza cosa l'ha fatta? La Buono chiaramente conquistato ieri da Edoardo Cipollini sul traguardo di Vicenza, però Alberto Cavallaro con il dorsale 172 fa parte dei 9 uomini di testa, e quindi la Work Service può correre in questa fase assolutamente in modo tranquillo e sereno, senza preoccuparsi oltremodo di quanto sta accadendo, dovendo chiaramente rimanere concentrati. Prima di dedicarci a questo interessante finale, io direi a questo punto di mandare la cartolina di San Vendemiano, la cartolina che ci spiega insomma le cose più importanti, cartolina curata da Andrea Finn, della città che ospita l'arrivo di tappa di questa terza frazione. Prego la regia di mandare in onda la cartolina di San Vendemiano. San Vendemiano e le colline del Prosecco di OCG, inserite recentemente nel patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, ospitano l'arrivo della terza tappa del Giro del Veneto Juniores. Nata dalla centuriazione romana, San Vendemiano si sviluppa sotto la Serenissima Repubblica di Venezia per diventare oggi un polo produttivo, agricolo e industriale di assoluto primo piano. San Vendemiano, che ha dato i natali al calciatore Alessandro Del Piero, è una città particolarmente attiva nello sport, grazie alle numerose associazioni impegnate in tutte le discipline sportive. La cittadina trevigiana con i colori nero-verdi vanta anche una grande tradizione ciclistica. Qui si disputano oggi 2 prove internazionali, una riservata agli Under 23 e una agli Juniores, oltre a diverse altre manifestazioni dedicate alle 2 ruote. Il finale di corsa si svilupperà sulle colline del Prosecco, con il passaggio sul muro di Cadelpoggio, 1150 metri con una pendenza media del 12,7%, una pendenza massima del 19%, che dal 2016 è gemellato con il muro di Gramont, mitica salita del Giro delle Fiandre. Negli ultimi 10 anni il Giro d'Italia è transitato su questa salita che si inerpica tra i vigneti trevigiani per ben 5 volte, regalando ogni volta delle emozioni uniche.
energia per il futuro. Eccoci con le immagini in diretta, tornati con le immagini in diretta. Nel frattempo vediamo l'aggiornamento anche sul secondo Gran Premio della Montagna di San Pietro di Feletto con Monister. Attendete un attimo che vi do Angelo Monister del team Giorgi, che ha preceduto il leader di questa speciale classifica, Andriy Pidanii della Ukraine Cycling Academy. In terza posizione abbiamo il portacolori della Gottardo Giochi Caneva, Alan Flocco. Questi i passaggi a San Pietro di Feletto, gruppo che è transitato con 1 minuto e 10 di ritardo e ora sta pedalando con 1 minuto e 05, quindi ha recuperato qualcosa, però rimane interessante, veramente interessante il vantaggio dei 9 uomini al comando che, lo vedete sulla sinistra, stanno iniziando a salire verso il Gran Premio della Montagna, l'ultima asperità di giornata di Ca del Poggio. Queste sono le prime rampe, ancora le pendenze sono abbordabili, però questa strada completamente dritta chiaramente, e chi va in bicicletta sa cosa vuol dire, vedi davanti a te tutto ciò che ti aspetta. Fin dall'inizio, questo è il tratto meno impegnativo della salita verso il muro di Ca del Poggio, con i primi 250 metri che hanno una pendenza media del 7,8%, poi i secondi 250 metri hanno già una pendenza media che supera il 16%. Siamo già in uno dei tratti più impegnativi, tra poco i corridori, anzi in questo momento stanno affrontando proprio il tratto con le pendenze al 19% di questa salita che, come abbiamo sentito nella cartolina, è gemellata sia con Gerasbergen o Muro di Grammont, si trova nelle Fiandre, che per tanti anni è stato il punto topico del Giro delle Fiandre, ma aggiungo anche con il Mur de Bretagne, questa salita invece in Francia, che ha ospitato anche diversi arrivi di tappa del Tour de France, e insieme al Muro di Ca del Poggio queste 3 località famose per i ciclisti e per il ciclismo si sono gemellate tra di loro, e ogni anno ci sono degli incontri per sviluppare iniziative comuni. Ora concentriamoci su quanto sta accadendo salendo verso Ca del Poggio. Vedete che anche nel gruppo si sta scatenando la bagarra, davanti c'è qualcuno in difficoltà tra i 9 che stanno guidando la corsa, però sostanzialmente sono ancora tutti abbastanza uniti. Cominciano fortunatamente per loro anche i primi tornanti, perché salire sulla strada che è completamente dritta non è certamente piacevole. Vediamo con il dorsale 153 Angelo Monister, che sta lottando per il Gran Premio della Montagna con l'ucraino Andriy Pidanii, sta cercando, chiaramente si guardano per curarsi e per controllarsi a vicenda. Dietro si sta pedalando, recuperando un po' alla volta terreno, siamo arrivati a 58 secondi, la salita era stata iniziata con un ritardo di 1 minuto e 05, manca poco ormai al Gran Premio della Montagna, tra poco si transiterà, e lo vedremo sulla destra, anche il famoso ristorante di Ca del Poggio, hotel ristorante di Ca del Poggio, meta di tanti appassionati di ciclismo e di tante anche persone comuni che vengono proprio in questo paradiso nelle colline del Prosecco a riposarsi, a rifocillarsi, a godersi lo spettacolo della natura. Ecco, lo vedete, quella casetta rosa sulla destra che indica proprio l'ingresso del hotel ristorante di Ca del Poggio. Mancano circa 200 metri al Gran Premio della Montagna, quindi ormai ci siamo per i 9 corridori al comando. Avete visto che le auto e le moto che sono al seguito hanno nel frattempo aumentato la loro andatura, mentre da dietro esce Michele Bicelli con un'azione solitaria, ha staccato tutti gli altri concorrenti del gruppo e sta tentando tutto solo di riportarsi sui 9 corridori al comando. Ottima la pedalata di Michele Bicelli, uno degli uomini più attesi, uno dei corridori con le caratteristiche migliori quando la strada inizia a salire. Ci concentriamo appunto su Bicelli, perché su moto ripresa 1
abbiamo qualche difficoltà di collegamento, d'altronde siamo in una zona collinare e non sempre la copertura consente di far rimbalzare immagini di qualità. Ottima la pedalata di Bicelli, che sta aumentando la propria cadenza, sta arrivando anche lui ormai al Gran Premio della Montagna, così potremo darvi anche l'aggiornamento sul suo ritardo nei confronti dei 9 uomini di testa, dove c'è già stato lo scollinamento. Questi 3 uomini e sono esattamente con il dorsale 153 Angelo Monisterra, Andri Pidani con il dorsale 15, leader della classifica del Gran Premio della Montagna, e poi mi sembra di scorgere Francesco Vecchiuti con il dorsale 165 del team Tiepolo Udine. Sono questi 3 corridori che sono scollinati al Gran Premio della Montagna di Cadelpoggio e che ora hanno già iniziato questa prima fase in leggero favorevole falsopiano e tra poco la discesa invece si farà un po' più veloce, avranno la possibilità di aumentare la loro velocità. Da dietro sta arrivando Alberto Cavallaro, che non si è fatto sorprendere, della Work Service, e insieme a lui il compagno di squadra, scusate, lui è Vecchiuti, Francesco Vecchiuti è rientrato in questo momento, davanti c'era sempre del team Tiepolo Udine Tommaso Cafueri. Quindi abbiamo 5 uomini al comando, Cafueri e Vecchiuti della team Tiepolo Udine, Cavallaro della Work Service, Monister del team Giorgi e poi l'atleta ucraino della Ukraine Cycling Academy, Pidani, Andri Pidani. Dietro con buona pedalata ci si concentra su Michele Bicelli, anche lui transitato al Gran Premio della Montagna, bella pedalata agile per il portacolori dell'aspiratorio Telli, Karin Baiocchi, mentre davanti si è formato questo quintetto e vediamo quanto lontano riuscirà ad andare. Sarebbe importante vedere anche cosa sta accadendo alle spalle di questo quintetto, perché vi abbiamo detto erano in 9 in precedenza. Al Gran Premio della Montagna di Cadelpoggio il passaggio ha visto in prima posizione Andri Pidani, in seconda posizione Cafueri e in terza Monisterra. Questo il passaggio al Gran Premio della Montagna, quindi che assegna punti per questa speciale classifica, che è guidata da colui che è transitato per primo a Cadelpoggio, vale a dire l'atleta ucraino, dorsale numero 15, Andri Pidani, che lo vedete in questo momento in quarta posizione in questo quintetto, è riconoscibile per la sua maglia beige di leader di questa speciale classifica appunto del Gran Premio della Montagna, sponsorizzato da Cherry Bank. Dietro 2 atleti all'inseguimento facevano parte, questi 2 del gruppetto di 9, si tratta di Alan Flocco della Gottardo Giochi Caneva e di Luca Fraticelli della Sidermec d'Italia. Sono loro 2 all'inseguimento del quintetto di testa, ma ci sono tutti i presupposti veramente perché nel quintetto alla sinistra dei vostri teleschermi, nel riquadro a sinistra, e nella coppia nel riquadro a destra ci possa essere il vincitore della tappa odierna, perché il vantaggio è un vantaggio interessante ed è un vantaggio che se non ci sarà particolare, se non ci saranno particolari tatticismi, potrebbe essere sufficiente a consentire a questi atleti di andarsi a giocare il successo in questa frazione, mentre c'è da parte dei 2 uomini della team Tiepolo Udine, Cafueri e Vecchiuti, chiaramente un cenno d'intesa per cercare di accordarsi sul da farsi. Vedete che Monister va a parlare anche con Andri Pidani, c'è una particolare diciamo così loquacità da parte di Angelo Monister del team Giorgi, che probabilmente sta incitando tutti i componenti di questo quintetto perché ognuno di loro dia il massimo del loro contributo per cercare di portare a buon fine questo tentativo in una frazione che, come abbiamo detto fin dall'inizio, è una frazione probabilmente la più attesa dal punto di vista tecnico, sia per una distanza decisamente importante per la categoria, 135 km e 600 metri, sia per le caratteristiche di questo finale, una frazione che è stata corsa veramente ad altissima velocità fin dalla partenza. 10 km al traguardo, è terminata la discesa, ora tutta pianura, e quindi la necessità di non distrarsi e di non assolutamente
perdere la determinazione per cercare di tenere lontano il gruppo. Nel frattempo alle spalle sta rientrando un atleta in solitaria. Si tratta del dorsale numero 82 che faceva parte del gruppetto di testa dei 9 che hanno affrontato in testa appunto le rampe di Ca del Poggio. Pietro D'Apporto che sta tentando tutto solo di riportarsi sul quintetto di testa, operazione ormai che è il suo epilogo, ultime pedalate, ultimo sforzo per Pietro D'Apporto, bravissimo davvero Pietro D'Apporto dell'Italia Nuova Borgo Panigale, che tutto solo riesce a riportarsi sul quintetto di testa e a formare a questo punto questo gruppetto di 6 atleti che è a circa 9 km dal traguardo di San Melegnano, che ha tutte le possibilità a questo punto di andarsi a giocare il successo di tappa, e sarà interessante capire anche l'evoluzione nella classifica generale che questa frazione riuscirà a portare. Classifica generale che, non dimentichiamolo, è particolarmente diciamo già delineata dopo il blitz di ieri con questo gruppo di 22 atleti che si è avvantaggiato in modo importante nei confronti dei rivali. Tra l'altro non dimentichiamolo che in questo gruppo di 6 corridori al comando c'è anche Alberto Cavallaro della Work Service, dorsale numero 172, che occupa la terza posizione, che era terzo stamani in classifica generale alla partenza da Abano, e che quindi è stato bravo ad inserirsi in questo tentativo, prima a 9, ora a 6. Vedete che il loro vantaggio sta dilatando 1 minuto e 25, ciò significa che dietro non c'è quella necessaria collaborazione e quella necessaria organizzazione per andare a chiudere su un gruppetto dove insomma qualcuno sta cercando anche di sfruttare dal punto di vista tattico l'opportunità per provare a lavorare un po' meno. Sarà interessante capire come si muoveranno gli atleti, soprattutto la coppia del team Tiepolo Udine. Insomma, questa superiorità numerica normalmente consente anche dal punto di vista tattico di muoversi con diverse opzioni a disposizione. Ora arrivano altri aggiornamenti che praticamente ribadiscono la situazione che già vi abbiamo esposto. Vecchiuti, Monister, Pidani, Cavallaro, Cafueri e D'Apporto in testa alla corsa. Il loro vantaggio è di 20 secondi, attenzione, non sul gruppo, ma su ciò che rimane degli altri attaccanti. Vale a dire, abbiamo a 20 secondi, abbiamo Fratticelli e Alan Flocco. Non ci sono informazioni su Giuseppe Smecca, che molto probabilmente potrebbe essere stato fermato, ipotizzo, non abbiamo informazioni precise, non abbiamo chiaramente con i mezzi che abbiamo a disposizione non abbiamo la possibilità di coprire più di 2 gruppi. Potrebbe essere stato fermato il portacolori dell'aspiratore Otelli, che faceva parte dei 9 corridori al comando, per attendere Michele Bicelli. Michele Bicelli, anche lui dell'aspiratore Otelli, che con una bella azione solitaria era riuscito a staccare i concorrenti del gruppo verso il Gran Premio della Montagna del Muro del Ca del Poggio, e quindi molto probabilmente ha atteso il compagno di squadra per lavorare e collaborare insieme e cercare di rientrare davanti alla corsa. Rientro che è abbastanza complicato perché chiaramente questi 6 atleti non hanno nessuna intenzione di farsi raggiungere. Ora è D'Apporto che riceve il cambio da Alberto Cavallaro della Work Service, ecco che si ricompone il sestetto perché rientrano anche Vecchiuti e Pidani, atleta ucraino. Ora in quinta e sesta posizione la coppia del team Tiepolo Udine, che sarà curioso vedere se hanno così pensato a qualche variazione tattica per provare a sfruttare la superiorità numerica. Ora è Francesco Vecchiuti che salta qualche cambio facendo decisamente
arrabbiare Angelo Monister, che non ha nessuna intenzione di consentirgli di rimanere passivo a ruota. Però Francesco Vecchiuti, ecco, sta rompendo la fila, sta cercando di risparmiare energie, invece si sta dando un grande affare il compagno di squadra Tommaso Cafueri, che ora si impegna in questo lungo turno in testa al sestetto, consentendo un po' a tutti anche di recuperare energie. Quindi se riesco a leggere bene questa situazione di gara, credo che da parte della coppia del team Tiepolo Udine ci sia il sacrificio di Tommaso Cafueri per consentire al più veloce, a questo punto immagino, Francesco Vecchiuti di recuperare un po' di energie e di preservarle per lo sprint. 5 km al traguardo, 18 secondi il vantaggio nei confronti della coppia formata da Alan Flocco e Luca Fraticelli. Il gruppo cronometrato a più di un minuto di ritardo. Ora attendiamo aggiornamenti anche sul reale ritardo del gruppo, che però nell'ultimo aggiornamento era cronometrato ad oltre un minuto. Quindi due formazioni particolarmente attese, la Borgomolino Vigna Fiorita e la Bustese Olonia, che evidentemente non hanno trovato le forze, le energie. Non voglio pensare che sia una scelta tattica, perché se è una scelta tattica avrebbe poca giustificazione, per tentare di rientrare con i propri elementi, con i propri uomini di punta in testa alla corsa e giocarsi a questo punto sia la tappa che le possibilità di fare una buona classifica generale. Per carità, le possibilità ci sono anche domani, nella frazione che partirà da Padova per terminare a Selve di Teolo. Domani in programma 2 Gran Premi della Montagna, Monte Sereo, abbastanza lontano dal traguardo, Monte Sereo che tra l'altro verrà ripetuto per ben 5 volte e in una di queste 5 occasioni varrà per il Gran Premio della Montagna, e poi l'ultimo, più impegnativo, di Costigliola, 146 metri di altitudine, quando mancheranno 11 km al traguardo. Quindi c'è ancora possibilità nella frazione di domani di poter rovesciare la situazione a proprio favore. Ora, grazie a questo spartitraffico che divideva in due la carreggiata, ci sono due atleti, uno di questi è proprio Vecchiuti, Francesco Vecchiuti, che ne ha approfittato lanciandosi sul lato sinistro della strada. Non si è fatto sorprendere Angelo Monister, che ha seguito immediatamente il portacolori del team Tiepolo Udine. Hanno preso un leggero vantaggio i due, vedete che è D'Apporto che si sta impegnando per cercare di ricucire con Cavallaro sulla sua ruota. Entra in azione Cavallaro, che non appena D'Apporto gli dà il cambio si alza sui pedali per imprimere una maggiore velocità e provare a ricucire immediatamente, non c'è tempo da perdere, non ce la fa Cavallaro, che chiede il cambio, e questa è una situazione che potrebbe avvantaggiare assolutamente i due attaccanti Vecchiuti e Monister, che stanno approfittando anche in questa fase dell'atteggiamento tattico dei quattro al loro inseguimento. Si arrabbia Alberto Cavallaro, un po' di inesperienza, d'altronde stiamo parlando di atleti di 17-18 anni, che quindi avrebbe dovuto, a mio avviso, se ne aveva la forza chiaramente, continuare in quell'azione, in quel tentativo di recupero, senza preoccuparsi di chi aveva sulla sua ruota. Ora diventa difficile, perché invece Monister e Vecchiuti stanno imprimendo, si stanno impegnando con la necessaria determinazione per cercare di portare a buon fine il loro tentativo di sorpresa, che hanno sfruttato in quello spartitraffico. Appunto, ci stiamo avvicinando ai 2 km al traguardo, 2 km al traguardo per Monister e Vecchiuti. Monister del team Giorgi, atleta, diciamo, li potete riconoscere sia dal diverso aspetto cromatico delle due maglie. In questo momento Monister è in seconda posizione, prende l'iniziativa, cerca di farlo passare Vecchiuti. Monister non si fa pregare. Siamo già entrati negli ultimi 1000 metri di gara. Monister ora va con il classico gesto di stringere gli scarpini per avere il piede, per sentire il piede ben agganciato ai pedali. Vecchiuti prende anche lui la testa,
con Monister che a questo punto si mette sulla sua ruota. Si stanno avvicinando, attenzione, anche i 4 che ormai sono vicinissimi, una ventina di metri, con Cavallaro che non chiede più il cambio ai suoi compagni, ma si impegna in solitario. Cavallaro perché con questa operazione? Perché è lui l'uomo meglio piazzato in classifica generale e quindi ha dato la priorità giustamente alla classifica generale. Dovrebbe vestirsi di rosso al termine di questa frazione, quindi con la maglia di leader della classifica generale sponsorizzata da Polo SPA, che sarà svestita invece dal compagno di squadra Edoardo Cipollini, dominatore delle prime 2 giornate. Parte lo sprint, c'è, attenzione, Monister ha rischiato di cadere, c'è stato un contatto, vediamo, sprint serratissimo, questa immagine frontale vince, sì, sprint serrato, ma vince con superiorità il portacolori del team Tiepolo Udine, Francesco Vecchiuti, che mette sulla strada la sua maggiore freschezza e anche le sue doti di velocista non banali. Qui l'arrivo dei primi inseguitori che arrivano con un atleta che evidentemente non si era accorto del fatto che c'erano 5 uomini al comando. Attenzione, credo di aver commesso un errore perché ho dato il successo di Vecchiuti, invece è Tommaso Cafueri, sempre del team Tiepolo Udine. Mi scuso chiaramente con i nostri appassionati teleascoltatori perché sì, questa immagine frontale non mi aveva consentito di inquadrare bene. Quindi Tommaso Cafueri che vince davanti a Andriy Pidanii, corridore ucraino con il dorsale numero 15, in terza posizione Pietro D'Apporto dell'Italia Nuova Borgo Panigale. Per quanto riguarda la classifica generale, mi lancio perché non abbiamo ancora informazioni ufficiali, ma dovrebbe essere Alberto Cavallaro, che stamani era terzo a 10 secondi da Edoardo Cipollini, suo compagno di squadra, quindi non cambia la formazione del capoclassifica. Work Service era Edoardo Cipollini, Work Service sarà con Alberto Cavallaro. Qui altri corridori che stanno arrivando, altri corridori che per diverse ragioni avevano perso contatto nei confronti dei migliori. C'è anche uno sprint per posizioni di rincalzo, ma è sempre importante impegnarsi fino sul traguardo. Ora attendiamo anche, nella speranza che le operazioni relative alle varie premiazioni, alle varie interviste siano eseguite anche con una certa celerità. Abbiamo assistito ad una frazione molto interessante, ad una frazione che non ha assolutamente disatteso le premesse e le attese che c'erano. Questo finale particolarmente combattuto dove i corridori non si sono risparmiati. Qui vediamo altri arrivi, altri concorrenti che stanno arrivando. Come vedete c'è stata una discreta selezione che ha causato insomma, il fatto che tanti corridori stiano giungendo sul traguardo di San Mendemiano in ritardo nei confronti dei migliori. Io attendo anche istruzioni dalla regia su come possiamo procedere, se attendiamo le premiazioni o se abbiamo qualche contributo. Andrea Finna chiaramente sarà velocissimo nell'andare a cercare di cogliere immediatamente le riflessioni dei protagonisti di questa frazione. Ora ci sono i vari capannelli delle varie squadre, che i corridori con i loro tecnici si confrontano sull'atteggiamento tenuto in gara. Sarà interessante capire anche cosa possa essere successo in 2 formazioni particolarmente attese, ovvero la Borgomolino Vigna Fiorita e la Bustese Olonia, che hanno un po' diciamo così, non rispettato queste attese, nel senso che insomma si attendevano protagoniste, invece non le abbiamo assolutamente viste, e qui tutta la gioia invece del team Tiepolo Udine, formazione friulana, che ha visto oggi il successo con Tommaso Cafueri,
Eccolo qui, lo vediamo inquadrato e proprio Andrea Fine va a cogliere le prime impressioni a caldo del vincitore di tappa. A te Andrea! Di che siamo cresciuti assieme dall'anno scorso. Dal rettilineo d'arrivo di San Vendemiano, Tommaso Cafueri. Tommaso Cafueri, una vittoria davvero straordinaria quest'oggi qui a San Vendemiano. Sì, sono emozionatissimo, non l'aspettavo neanch'io. Eravamo venuti qua per fare classifica, mentre ieri non è andato tanto bene, quindi c'erano dentro i nostri due compagni, quindi ci siamo salvati, quindi ho pensato di puntare alle tappe. Oggi abbiamo provato fin dal primo chilometro ad andare via in fuga, sulla prima salita e siamo riusciti ad andare via in 10 con dentro anche Francesco Vecchiuti che mi ha aiutato la gara e sono emozionatissimo perché è la mia prima vittoria su strada, quindi vale doppio. Dai! Una grande emozione la tua, ma ci pensavi a vincere addirittura in volata? No, perché ho sempre fatto l'ultimo nei gruppetti, non sono proprio velocissimo. E tra l'altro ai meno 5 km ho avuto anche un crampo al polpaccio, quindi sì, avevo iniziato a tirare per il mio compagno, poi alla fine è scattato, quindi ho riposato e ho sfruttato l'occasione il più possibile per questa vittoria. È la magia del Giro del Veneto Juniores. A chi dedichiamo questa straordinaria prima vittoria? Beh, in primis ovviamente della squadra che in questi 2 anni mi ha aiutato a crescere tantissimo, a tutti i miei compagni che siamo un gruppo veramente grosso, non vinciamo tanto, però facciamo veramente delle belle gare, ci aiutiamo tantissimo, siamo un bel gruppo, quindi ovviamente tutta la mia famiglia che mi supporta, il mio preparatore che è sempre super disponibile e a tutte le persone che mi sono più vicine. Grazie a Tommaso Cafueri e la linea la tengo un attimo perché abbiamo qui anche il nuovo leader della classifica generale. Cavallaro, la maglia passa da Cipollini sulle tue spalle, oggi giornata difficile. Sì, oggi è stata, dovevamo controllare più che altro, aveva la maglia Edo, quindi cercavamo di controllare un po' la situazione. Ho visto che sulla prima salitina erano partiti in 5-6, ho detto entro così almeno dovevano inseguire quegli altri e mi sono trovato davanti, ho tenuto e ho fatto quarto e ho preso la maglia, dai, sono contento. Una bella maglia, un bel titolo, una bella responsabilità da difendere domani nell'ultima tappa del Giro del Veneto. Sì, domani cerchiamo di difenderla, ci proviamo, dai. E allora ora sì che la linea può tornare allo studio a Silvio Martinello. Grazie Andrea, riprendiamo la linea dallo studio per commentare anche le belle parole, l'emozione sia del nuovo capoclassifica Alberto Cavallaro, ma soprattutto l'emozione di Tommaso Cafueri. Avevo letto bene, diciamo che si era messo a disposizione del suo compagno di squadra Francesco Vecchiuti, invece poi è riuscito a trovare le forze per andare lui a sprintare e quindi quell'azione negli ultimi chilometri in cui ha fatto quella lunga trenata che molto probabilmente gli ha procurato anche quel crampo che poteva essere fatale, invece poi l'attacco di Francesco Vecchiuti con Angelo Monister gli ha consentito di rimanere sulle ruote, di riposare evidentemente, di recuperare quelle energie sufficienti per poi andare a sprintare con grande sorpresa e lo ha sottolineato lui stesso perché normalmente fa sempre l'ultimo in tutti i gruppetti, in ogni volata, che siano in 3, che siano in 5, che siano in 10, lui arriva sempre ultimo. Invece oggi ha trovato evidentemente una capacità di vincere in modo anche netto, nettissimo, e probabilmente di trovare anche quella consapevolezza nei propri mezzi e chissà che non sia l'inizio di un percorso veramente ricco di soddisfazioni per Tommaso Cafueri. Io attendo indicazioni dalla regia, anche oggi non riusciamo, vero regia, a mandare le premiazioni perché ci vuole un po' di tempo per allestire a San Vendemiano il tutto, quindi io direi, se ho capito bene, che diamo l'arrivederci a domani? Perfetto, allora chiudiamo, ho la conferma da parte della regia, però prima di chiudere siamo in grado di darvi, e ringrazio chiaramente gli operatori di radioinformazione che mi hanno mandato l'ordine d'arrivo delle prime 10 posizioni e quindi ve le diamo volentieri. Domani chiaramente Andrea Fine confezionerà un servizio con le varie premiazioni, le varie vestizioni delle maglie e anche ulteriori interviste che vi proporremo all'inizio della telecronaca della quarta e ultima giornata di gara in programma domani, sempre alle 12:30. Allora abbiamo Tommaso Cafueri, come abbiamo detto, in prima posizione,
Andrii Pidani, Ucraina, in seconda posizione, Pietro D'Apporto, quarto Alberto Cavallaro, neo capoclassifica, in sesta posizione Angelo Monister del team Giorgi, che ha avuto un problema, un contatto e ha rischiato di cadere proprio sul rettilineo d'arrivo, Riccardo Fabbro in settima posizione, Matteo Duche, corridore argentino, in ottava, Mirko Coloberti in nona posizione dell'Aspiratorio Telli e Eugen Malsci della Sidermec Vitali in decima posizione. Queste le prime 10 posizioni, e con questo bellissimo rallenti e la netta vittoria, netto successo di Tommaso Cafueri, vi salutiamo e vi diamo appuntamento domani alle 12:30 sempre sui canali social e la pagina YouTube di ciclismoweb.net. Arrivederci e buon sabato.